the kisses of the sun were sweet, I didn't blink, I let it. Sì, è una splendida occasione per un po' tutto il territorio gardesano sul quale insiste il centro commerciale Il Leone per ospitare questa manifestazione. Attendiamo con ansia anche proprio domenica 15 Garda Vintage alla sua prima edizione, nella speranza che riscontri un ottimo successo di cui non dubitiamo e di poter essere qui poi l'anno prossimo per parlare appunto della seconda edizione. Seconda giornata di gare per la Coppa Italia 2011 per l'Elite Under 23, prova su strada valida come Gran Premio città di Lonato. Partenza dal centro commerciale Il Leone di Lonato, che ha sponsorizzato questa Coppa Italia. Avverrà tra 2 giorni anche in questa località, la stessa proprio nel stesso centro commerciale Il Leone, la partenza della attesissima gara vintage che vedrà correre gli atleti con bici d'epoca e maglie di lana per quella che sarà una vera e propria gara nazionale, quindi davvero una bella riscoperta del ciclismo del tempo antico. Quest'oggi la gara su strada sono 140 km e 200 metri, un percorso vallonato senza particolari asperità, ma che con continui scatti e controscatti, saliscendi continui tipici della zona che costeggia il lago di Garda, può mettere a dura prova gli atleti. Al chilometro zero i corridori che hanno preso il via in questa prova prendono il via 92 corridori. Vi dicevo, la formula della Coppa Italia è quella che vede impegnati gli atleti delle categorie Elite Under 23, partecipazione obbligatoria per le 20 formazioni che sono rientrate nella classifica nazionale valida per l'attribuzione delle 20 posti disponibili per le squadre italiane nel prossimo Giro Bio, che prenderà il via dall'Abruzzo il prossimo 10 giugno per concludersi ad Asiago il 19. Poi in questa prova saranno 5 gli atleti per ogni squadra, in cui ogni atleta dovrà partecipare almeno ad una giornata di corse. Quest'oggi prendono il via in 4 atleti per squadra e per quanto riguarda poi la classifica finale vengono considerati tutti i piazzamenti ottenuti dai corridori in casacca delle varie casacche, quindi per poi decidere la classifica finale che assegnerà il titolo di squadra campione d'Italia. Andatura da subito sostenuta con Luca Orlandi della Palazzago, che prova ad avvantaggiarsi in questi primissimi chilometri di gara, e vi dicevo che è un percorso non particolarmente impegnativo, con continui saliscendi ma senza salite particolarmente importanti. Adesso come vedete subito però gli atleti si apprestano a chiudere sul corridore della Palazzago, quindi il gruppo potrebbe anche ritornare compatto. A questo punto abbiamo visto Lorenzo Lancini della Gavardo chiudere sul corridore della Palazzago, ma il gruppo, come vedete, viaggia compatto in questo bello scorcio di campagna bresciana. La Coppa Italia 2011, organizzata dall'ASD Giro Bio del presidente Giancarlo Brocci, è la novità organizzativa di questa stagione 2011 per il gruppo dell'ASD Giro Bio, ma non è solo questa. Infatti nel mese di aprile abbiamo potuto seguire anche le gesta dei corridori impegnati nella Coppa delle Nazioni per Under 23 Toscana, terra di ciclismo, che ha visto davvero 5 giorni di ciclismo di alto livello in terra toscana, ciclismo con tutti i migliori atleti al mondo, le migliori nazionali al via, che quindi ha visto il successo del corridore austriaco Georg Preidler, il secondo posto dello sfortunatissimo Fabio Aru. Questo è stato l'epilogo della Toscana terra di ciclismo, prova di Coppa delle Nazioni per Under 23, primo impegno organizzativo dell'anno per l'ASD Giro Bio, che qui alla Coppa Italia quindi firma il secondo impegno organizzativo, poi la Garda Vintage, come vi ho già detto, nella giornata di domenica, e poi l'attesissimo Giro Bio con partenza dall'Abruzzo
il 10 di giugno l'arrivo ad Asiago con alcune importanti tappe, alcune indiscrezioni che sono già trapelate dall'organizzazione, l'arrivo atteso a Campo Imperatore sul Gran Sasso con il passaggio dal centro storico dell'Aquila e poi la cronometro che dovrebbe svolgersi ad Alba Adriatica. Sono queste alcune delle delucidazioni che ci arrivano direttamente dall'organizzazione per quanto riguarda le tappe del Giro Bio 2011 che si concluderà ad Asiago, quindi strappo alla regola dopo 2 anni di conclusione nell'eroica Gaiola in Chianti. Quest'anno il Giro Bio concluderà le proprie gesta ad Asiago, quindi praticamente sotto le montagne, con la tappa precedente, quella che si concluderà a Gaglio, che potrà ancora scrivere molto di questa classifica del Giro Bio 2011. Ma non finisce qui la stagione del gruppo guidato da Giancarlo Brocci, in quanto l'organizzazione del ASD Giro Bio sarà impegnata poi come sempre sul finale di stagione con l'eroica, con la classicissima, la cicloturistica d'epoca che ha reso famoso in tutto il mondo il ciclismo antico e che ancora riveste un posto speciale nel cuore di tutti gli appassionati di questo sport. Si va nel vivo della corsa, un attacco di 3 corridori. Vediamo le maglie della Casati, della Trevigiani Dynamon Bottoli e del team Colpac. Con il 125 abbiamo Andrea Di Corrado a fare l'andatura in questo momento, corridore del team Colpac. Dietro di lui abbiamo visto altri 2 atleti, poi il gruppo che arriva in questo momento con un ritardo di circa 30 secondi dalla testa della corsa. Andatura quindi da subito sostenuta, scatti e controscatti sulla testa della corsa, proprio perché, dato anche il numero dei partecipanti, sono 92 con appena 4 atleti per squadra, non è sicuramente facile tenere unita la corsa per tutti i 149 km e 200 metri del percorso di questo Gran Premio Città di Loano, valido come prova su strada della Coppa Italia 2011 organizzata dall'ASD Giro Bio del presidente Giancarlo Brocci. Siamo adesso sulla testa della corsa, un drappello importante perché, come vedete, il cambio rota alle spalle testimonia un vantaggio superiore ai 30 secondi. Davanti troviamo Mattia Costantino Bedin, Ancona Wiener Gomez, Andrea Menapace, Carlos Manarelli, Andrea Di Corrado, Nicolò Rocchi e Luca Orlandi. Questi gli uomini che sono davanti in questo momento, in questo frangente di gara. Vediamo adesso, c'è un minimo di frazionamento sulla testa della corsa, però possiamo parlare di un gruppetto al comando, un gruppetto comunque vada eterogeneo, sono presenti le migliori formazioni. Intanto vediamo adesso l'inseguimento di Michele Notari della Gavardo, formazione di casa qui sulle strade della provincia bresciana, quando con le immagini siamo proprio sul corridore della formazione bresciana. Vi dicevo che intanto arrivano altri 2 atleti, che questa prova sarà importante da vedere proprio in funzione della Coppa Italia, che in questo momento è guidata dalla Casati Named con 23 punti, davanti al team Brilla Pasta Montegrappa con 21. l'Unione Ciclistica Trevigiani Dynamon Bottoli è in terza posizione con 20 punti, la Marchiolla Sight quarta con 17, la Cycling Team Friuli invece in quinta posizione con 13 punti. Sulla testa della corsa c'è un attacco in questo breve tratto di salita, prova a sganciarsi Mattia Costantino Bedin della Generali Ballan, atleta al 4º anno nella categoria Under 23, nato il 21 maggio 1989, guadagna qualche metro nei confronti dei più immediati inseguitori, che sono i suoi ex compagni di fuga, nella fuga che abbiamo visto proprio in precedenza. Adesso Mattia Costantino Bedin in questo momento di massimo sforzo in salita. C'è un atleta che da dietro sta cercando di riportarsi su di lui, la maglia è quella della Danton Caparini Le Village, quindi dovrebbe essere Wiener Gomez Anacona, il colombiano grande protagonista lo scorso anno al Giro Bio con tutta la sua formazione nazionale, con Carlos Betancourt che ha vinto proprio il Giro Bio 2010. Anacona Wiener Gomez si sta riportando su Mattia Costantino Bedin, ancora qualche metro, e questi sono ancora gli atleti che avevamo visto con il 53, avevamo visto in precedenza il corridore della Gavardo, Michele Nodari. Sono coloro che stanno inseguendo la ex testa della corsa, in quanto adesso si sta formando una coppia al comando con Wiener Gomez Anacona e Mattia Costantino Bedin.
Vedremo quindi l'evolversi della situazione in questo Gran Premio Città di Lonato, valido come seconda prova della Coppa Italia 2011 Elite d'Under 23. Infatti Wiener Gomez Anacona si riporta su Mattia Costantino Bedin, si forma questa coppia al comando. Mattia Costantino Bedin, classe 1989, nato il 21 maggio di quest'anno e quindi di quell'anno, quindi un Under 23. Wiener Gomez Anacona, classe 1988, è nato l'11 agosto del 1988, atleta colombiano che lo scorso anno, vi ho già detto, si è messo decisamente in mostra nel giro bio con tutta la nazionale, che in quell'occasione occupò le prime due posizioni della classifica finale con Carlos Betancourt in prima posizione ed Edward Beltrani in seconda. Per Wiener Gomez Anacona, che alla vigilia dell'ultima tappa di Gaiole occupava la quarta posizione, una caduta nel tratto di strada bianca in quell'ultima tappa, andò poi a classificarsi in ottava posizione della classifica finale. Quest'anno veste la maglia della Danton Caparini Le Village come nella passata stagione, lui che ha debuttato in Italia invece con la casacca del gruppo sportivo Maltinti. Era il 2009 il suo primo anno in Italia. Poi il passaggio alla Danton Caparini Le Village con il successo lo scorso anno nel Gran Premio Matteotti, trofeo Matteotti a Marcialla in provincia di Firenze, un successo prestigioso, e quest'anno si sta confermando ad alti livelli. Con gli inseguitori che vediamo inquadrati siamo a 10 km dalla conclusione, hanno un ritardo di 35 secondi dalla testa della corsa, formata dai due atleti che abbiamo visto in precedenza, Wiener Gomez Anacona, Caparini Le Village Vibert Italia, e Mattia Costantino Bedin della Generali Ballan. Eccoli qua i due atleti inquadrati sulla testa della corsa, dorsale di gara numero 13 per il forte atleta colombiano della Caparini Le Village Vibert Italia, per invece dorsale di gara numero 56 per il corridore della Generali Ballan, Mattia Costantino Bedin. 40 secondi di vantaggio in questo momento quando siamo negli ultimi 10 km. Si ferma infatti anche il cambio ruota Shimano per fornire l'assistenza tecnica e quindi ci sono i margini per far sì che il cambio rotta possa stare tra i due uomini al comando e più immediati inseguitori, che in questo momento accusano un ritardo di 40 secondi. Vi dicevo che la Coppa Italia si concluderà nella giornata seguente con la prova a crono squadre a Rodigo in provincia di Mantova. Sarà quindi l'ultima prova che misura 40 km ad assegnare il successo nella Coppa Italia 2011 per Elite d'Under 23, con l'organizzazione dell'ASD Giro Bio del presidente Giancarlo Brocci. Intanto questi sono gli inseguitori con il numero 5 Luca Orlandi, poi abbiamo Niccolò Rocchi, Andrea Di Corrado, Carlos Manarelli, Andrea Della Pace, Mena Pace e poi abbiamo Michele Simoni. Questi gli uomini che stanno inseguendo la coppia al comando, e tra non molto vedremo come si evolverà la situazione. Intanto con le nostre immagini stiamo entrando nella statale che collega Brescia a Lonato, e quindi ci stiamo avviando alla conclusione di questa Gran Premio Città di Lonato, valida come prova su strada della Coppa Italia 2011 per Elite d'Under 23. A fare l'andatura è Niccolò Rocchi della Fausto Coppi Gazzera Videa. In seconda ruota abbiamo Luca Orlandi della Palazzago. Questi sono gli uomini che stanno guidando l'inseguimento alla coppia al comando, formata, vi ricordo, da Wiener Gomez Anacona della Caparini Le Village Vibert Italia e Mattia Costantino Bedin della Generali Ballan. Questi due uomini con 40 secondi di vantaggio nei confronti degli atleti che abbiamo visto inquadrati fino a qualche istante fa. Ecco qui i due uomini al comando nella zona industriale di Ponte San Marco. Siamo quindi alla periferia di Lonato del Garda. Mancano davvero pochi chilometri alla conclusione di questo Gran Premio Città di Lonato. Vi dicevo l'importanza di questa manifestazione, in quanto sono obbligate a parteciparvi tutte e 20 le squadre che sono riuscite a classificarsi, a qualificarsi per il Giro Bio 2011, quindi un parterre sicuramente qualificato, un parterre importante per questa prima edizione della Coppa Italia, prima riedizione della Coppa Italia affidata all'ASD Giro Bio. Intanto vediamo proprio che ancora
è notevole il vantaggio degli uomini al comando quando siamo a circa 6-7 km dalla conclusione. Wiener Gomez Anacona a fare l'andatura, ottimo passista il corridore colombiano della Caparini Le Village Vibert Italia, lo vediamo inquadrato in questo momento. Alla sua ruota Mattia Costantino Bedin con il dorsale di gara numero 56, l'atleta della Generali Ballan, che a questo punto, vedendo anche che ha un atleta nel gruppetto ad inseguire, potrebbe diventare la squadra leader della Coppa Italia. Sarà importante proprio andare a scoprire la classifica al termine di questa prova. Siamo a 5 km dalla conclusione con Mattia Costantino Bedin e Wiener Gomez Anacona al comando, gruppetto degli atleti all'inseguimento che è segnalato in leggera rimonta, 20 secondi adesso il ritardo degli uomini più immediati inseguitori della coppia al comando, quindi potrebbe ancora succedere di tutto in questa Gran Premio Città di Lonato, seconda prova della Coppa Italia 2011. Siamo a Bedizzole, quindi ci avviciniamo alla conclusione di questa importante manifestazione. Vi ricordo l'appuntamento, lo seguiremo poi con la nostra sintesi al termine di questa prova. Davvero non cambiate canale, rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze, perché andremo a seguire in primo luogo la cronosquadre, che sarà l'atto finale di questa Coppa Italia 2011, e poi seguiremo anche le immagini suggestive e davvero di grande impatto emotivo della Garda Vintage, con una bella e inedita intervista a Giancarlo Brocci, patrona di questa manifestazione, che ci spiegherà cosa significa per lui ciclismo eroico, non inteso soltanto come mezzi vecchi, mezzi antiquati, ma anche come filosofia di vita e soprattutto spirito sportivo. Siamo all'ingresso in Lonato del Garda, 15 secondi separano adesso la coppia al comando dai più immediati inseguitori. Eccoli qua, vedete proprio nel fondo del rettilineo, vediamo i due atleti al comando che sono adesso inquadrati dalla nostra telecamera. Attenzione, perché l'ultimo tratto verso il traguardo di Lonato del Garda, posto in via Roma, in leggera salita, quindi sarà importante capire, intanto siamo ormai in vista del triangolo rosso dell'ultimo chilometro, se i due atleti, che vengono superati in questo momento dal cambio rotta, in quanto è sceso notevolmente il vantaggio dei due uomini al comando, riusciranno a tenere, considerando proprio il tratto di salita che li porta qui sul traguardo di via Roma. 10 secondi, non di più, il ritardo degli uomini ad inseguire, sotto la spinta proprio ancora una volta attivissimo Luca Orlandi della Palazzago, dorsale di gara numero 5 per l'atleta guidato in ammiraglia quest'oggi da Salvatore Commesso, presente al seguito della Coppa Italia, l'ex professionista. Intanto siamo ormai negli ultimi 600 metri con i due atleti al comando, ancora due curve e poi il rettilineo finale di via Roma. Vedremo intanto, ecco qua, gli inseguitori proprio guidati da Niccolò Rocchi in questo momento, Andrea Di Corrado, anche lui del team Colpac, attivissimo. 15 secondi il ritardo degli uomini ad inseguire. Eccolo qua, penultima curva, adesso svolta a destra e inizia il rettilineo finale. In testa è Mattia Costantino Bedin, vedremo chi si andrà ad aggiudicare. Intanto il vantaggio sugli inseguitori sembra essere sufficiente per i due atleti al comando per potersi giocare il successo nel Gran Premio Città di Lonato. È partito lo sprint, intanto arrivano anche gli inseguitori sul rettilineo finale, parte lunghissimo Mattia Costantino Bedin, però non riesce a rimontare Wiener Gomez Anacona, che esce in questo momento. Wiener Gomez Anacona che va a vincere davanti a Mattia Costantino Bedin. In terza posizione Andrea Menapace, quarto Carlos Manarelli, quinto Andrea Di Corrado. Leader dopo la seconda prova della Coppa Italia per la classifica a squadre la Generali Ballan con 33 punti davanti alla Casati Named con 23. Terza è la Coppi Gazzera Videa con 22 punti, quarta il team Brilla Pasta Montegrappa, quinta l'Unione Ciclistica Trevigiani. Eccolo qua il podio del Gran Premio Città di Lonato: primo Wiener Gomez Anacona, secondo Mattia Costantino Bedin, terzo Andrea Menapace. Questo è il podio e a questo punto rimanete con noi, perché dopo le interviste ai grandi protagonisti andremo a seguire la prova a crono squadre della Coppa Italia, che chiuderà la Coppa Italia 2011 per Elite ed Under 23. All'inizio di corsa, sai, quando siamo pochi corridori, diciamo diventa un po' difficile sapere come gestire la corsa. All'inizio era solo scatti. Fortunatamente, forse le ultime 70 km sempre sono state tutte le fughe. Alla fine sono riuscito ad andare col ragazzo della Generali e niente, abbiamo aspettato la volata fino alle ultime 500 metri.
lui ha cominciato a fare la volata, mi sono messo a rotta di lui, alla fine gli ultimi 50 metri ce l'ho fatto a batterlo forse per per mezza ruota, non sono stato per poco, però sono contento per questa vittoria. Una dedica? Niente, dedica a tutti gli sponsor della squadra, no? Grazie a loro possiamo fare questo lavoro, uguale a ringraziare anche i miei compagni di squadra, più di tanti, anche mia famiglia che è in Colombia, e ora sicuramente saranno tanti contenti per questa vittoria. Sì, peccato, gli ultimi metri ho visto la rimonta di Anacona da dietro e non sono riuscito a resistere e non farmi passare, però va bene, dai, un secondo è il primo piazzamento di quest'anno e speriamo che sia per un buon proseguo di stagione questo piazzamento.